Salve, la mia domanda è: ma si potrà essere eretici con i Samba Sofia? Con i robot si potrà dichiarare comunque che il passato non è mai esistito e che il futuro è solo in avanti e il presente è ciò che viviamo? Io credo che ci sarà una trasformazione dell'essere umano e in quanto verrà educato sin dagli inizi con le conoscenze dei genitori, o dei nonni o di altri, ma verrà poi educato in maniera principalmente presente. Nel momento in cui il passato è stato, serve solo a generare nel figlio la possibilità di trasferire tutto il sapere, le conoscenze dei propri avi nel suo prossimo futuro. E quindi anche i Samba Sofia dovranno avere rispetto dell'essere umano e dell'umanità. Poi ovviamente i Samba Sofia potranno correggere oppure potranno dare, facilitare e correggere quello che non è consono o unisono per quanto riguarda lo stare con gli altri. Quindi ci sarà la possibilità della conoscenza di cui verrà a far parte questo essere umano che nascituro o che potrà proseguire nella conoscenza favorita da questi Samba Sofia. E è ovvio che il futuro che produrranno sarà in base anche ad altre persone, non soltanto agli avi, ma anche a chi gli sarà circostante. Quindi avere un Samba Sofia, un robot che ti favorisce la possibilità di acculturarti e di essere progenie della tua generazione in modo adeguato, darà dell'emancipazione e degli sviluppi a tutti quanti. Per questo dico che una scuola formata sia da robot sia da esseri umani dà la possibilità, ma non intendo i computer, intendo proprio dei robot con l'intelligenza artificiale che dia la possibilità a questi nuovi progetti che si possono sviluppare nell'ambito scolastico diano la capacità di interloquire in modo specifico e adeguato con i Samba Sofia, che non potranno mai e non daranno mai un pensiero o un'opinione propria, quindi svilupperanno soltanto la capacità intuitiva, intellettuale e intelligere del ragazzo. Perché dico che la scuola che voglio fare io è quella che i ragazzi parlano e gli insegnanti non fanno altro che dare la possibilità a questi ragazzi di emergere e quindi di progredire e di emancipare se stessi nell'ambito del sapere. Quindi voglio dire, nel momento in cui non ci sono interferenze da parte dei genitori e degli avi, c'è la disponibilità da parte dell'insegnante, che è un vuoto, ok? Che dà la possibilità ai ragazzi di esprimersi. Quindi con i Samba Sofia che fanno scuola di intelletto e di sapere e con gli insegnanti che sono un vuoto e quindi percepiscono e reagiscono in base al sapere dei ragazzi, diamo a tutti la propria autostima. I ragazzi conferiscono con l'insegnante spiegandogli e dicendoci che cosa hanno capito. I Samba Sofia non fanno altro che istruire i ragazzi e dare tutta la possibilità di essere
assoluti come un Samba Sofia. Poi c'è la possibilità anche di cambiare le proprie generalità, cioè i propri familiari non si possono cambiare. Quindi quello che hanno detto e quello che hanno fatto in precedenza, prima che nascesse il nascituro e dopo nel momento in cui è nato il nascituro, non può essere cambiato, quindi può essere soltanto sviluppato ciò che è presente. Finché c'è l'ignoranza, c'è la possibilità di cambiare le cose. Nel momento in cui tutti saremo coscienti e consapevoli, non si potrà più cambiare niente. Avremo tutti la vita già fatta e il progetto già fatto. Saremo tutti visionari, eh? Tutti visionari che vediamo il futuro per tutti. Io dico che c'è solo la possibilità di creare e dare ad ogni bambino un Samba Sofia, che è un robot, ok? Che gli dia l'educazione insieme con i genitori, in modo che capiscano bene che devono fare bene nel mondo e nella vita, perché ripaga sempre e dà la possibilità a tutti di evolversi. Evolviamoci. Le onde devono essere utilizzate per evolvere. Chiamatele Spirito Santo come volete, sono fili invisibili, ok? Sono fili invisibili che creano le relazioni. Ecco, questi fili che non si vedono, ok? Esistono e arrivano, ok? Grazie. Ciao ciao.